4 Daniele Gattarelli, maglia numero 5 per Giuseppe Bentasti, con il numero 9 Ruggero Lopez, maglia numero 11 per Lorenzo Bueno, con il numero 12 Alessio Gattarelli, maglia numero 14 per Michelangelo. Amici del futsal, buonasera e benvenuti a Pomezia. All'inizio altalenante si oppone la solidità della squadra di Fulvio Colini. Oggi il terzo impegno in 7 giorni ha già il sapore di verdetto. Campionato di Serie A, pagina 6 di 30. Per Pomezia è il momento del capitolo Napoli. Stiamo ascoltando le formazioni e poi si parte. Le squadre sono già entrate in campo, stanno sfilando. Saluti ora anche con la terna composta oggi dal signor Paolo De Lorenzo, che è il primo arbitro della gara della sezione di Brindisi. Con lui Gianluca Rutolo della sezione di Chieti, al crono Angelo Bottini della sezione di Roma 1. Come dicevo, è la terza partita in 7 giorni. Da una parte e dall'altra ci sono destini diversi. Vediamo ora bello l'abbraccio tra Giapa Duarte e mister Angelini. Dicevo, la Fortitudo arriva da una vittoria straconvincente con la L84 per poi fermarsi nella partita di martedì con non poche polemiche sul campo del Padova. Dall'altra parte il Napoli che ha ritrovato e sta continuando a vincere, reduce dai 2 derby vinti, prima col Sala Consilina fuori casa, poi con il 4-0 netto ai danni del Benevento. Vediamo le scelte dei 2 allenatori, intanto le foto di Rito, qualche indicazione l'abbiamo avuta e la riusciamo a vedere e ad avere dal campo. Nella Fortitudo out Tiaghigno, notizia dell'ultima ora. Dall'altra parte l'assenza già dichiarata di Bolo. Mister Angelini si affida a Moliterno tra i pali, Raubo, Michelangelo, Matteus e Cutrupi a completare il quintetto. Colini risponde con Bello Buono tra i pali, Salas, Giapa Duarte, il Titi Borruto e De Luca. È tutto pronto, manca solo l'ok del direttore di gara. Siamo pronti per questa splendida partita che, come detto, sembra già voler dire tanto al campionato, anche se siamo solo alla 6ª giornata. Matteus sul punto di battuta, ha parlato in settimana Cutrupi, ha detto affronteremo una squadra fortissima che non ha di certo bisogno di presentazioni. È chiaro, sarà una partita complicata, ma l'obiettivo è quello di vincere, proprio come abbiamo fatto con la L84, ed ha richiamato i propri tifosi alla carica dicendo saranno il nostro 6º uomo. Dall'altra parte invece l'indiziato per la stampa è stato Pelesigno, ex della gara, che ha parlato molto bene del suo momento, del gruppo e di quanto si sta trovando bene lui a Napoli. C'è il fischio, Matteus la muove su Michelangelo, siamo partiti. Moliterno proprio dal numero 14, Raubo la fa passare, Cutrupi, palla alta, prima occasione dopo 10 secondi. Dalla cosiddetta centrata. Borruto, scodella per De Luca, Matteus prima, forte sul contrasto, palla a Michelangelo, prova ad andare dentro col mancino, di là non c'è nessuno. Può ripartire con le mani Bello Buono, che cerca subito con lo sguardo Borruto, col pallone va da Salas. De Luca ancora dal 10, con un vistoso tutore al ginocchio, ha fatto delle prove nel riscaldamento per testare il livello di fiducia, forse di prontezza, che sembra
aver superato ampiamente il test. Cutrupi, Mateus si appoggia su Michelangelo, può sfidare Borruto, lo guarda negli occhi, la sposta sul destro, calcia in porta senza deviazione. Allora bello buono di là da De Luca, poi Salas, ancora De Luca in mezzo, Salas finta di scarico, ce l'ha ancora il numero 10 pressato da 3, Borruto con la punta via. Moliterno chiama l'uscita con le mani da Cutrupi, va lungo Michelangelo, Raubo incontro, duetta col 16 che sfida Salas, lo attende sulle gambe il 10, la palla passa, Cutrupi no, non c'è fallo, soltanto rimessa. Mateus, di là da Michelangelo, cambio lato, ancora Mateus col destro, bello buono con le mani, non si fida della presa. Concede rimessa. Mateus. Michelangelo verso il centro, rischia un po'. Salas sulla palla a metà alti di Borruto. Arriva la sposta sul mancino. Borruto con la punta. Ad una spanna dal palo. Primo squillo anche del Napoli. Cutrupi, Dudu tra le linee, la porta il numero 30, prova ad andare solo, poi sterza e cambia lato, in isolamento Michelangelo, sta arrivando l'aiuto di Raubo, Angelo in porta, Murato allora deve tornare da Moliterno, cerca Cutrupi, anche col pallone, impreciso però, allora soltanto rimessa dal fondo per il Napoli, inizio elettrico tra Fortitudo e Napoli. De Luca. Non si intende con Borruto che stava tagliando, allora rimane in avanti la squadra di Angelini, ancora abbastanza pacato per quelli che sono i suoi ritmi. Raubo intanto calcia, ma trova prima Giapa e poi bello buono da porta a porta. Moliterno blocca, De Luca fa blocco, non con fallo secondo il direttore di gara. Michelangelo, Dudu si infila il numero 14, Cutrupi non va da lui, ci va in un secondo momento Raubo. Giapa sulle sue tracce, la mette in out. (2:25 giocati). Cutrupi in possesso. Dudu, Michelangelo, si abbassa Dudu per ricevere. Ancora 1-2 col numero 14. Terzo uomo, arriva Raubo. Ecco Cutrupi in banda. Servito, anzi no, ora sì col pallone. Cutrupi chiede aiuto a Dudu che litiga un po' col pallone, allora arriva Giapa Duarte, poi Borruto sulla seconda palla, prova ad andare fino in fondo. Altra conclusione del numero 9, la seconda messa a referto dal Cobra. Entrambe fuori dallo specchio della porta, per fortuna della Fortitudo, che ora può orchestrare con Michelangelo. Dudu, Michelangelo, vorrebbe un taglio interno, chiama la pressione invece mister Colini. Angelo, palla alle spalle, De Luca brecca, possibile 4 contro 3, Borruto, Salas, secondo palo, Giapa Duarte, palla è lì, De Luca con la punta, stappa il match del Palalavinium. Con la punta De Luca, Angelo, palla alle spalle, porta avanti il Napoli alla prima vera occasione, 4 contro 3, gestito alla perfezione, cinismo puro della squadra di Colini. Cambia quindi il parziale a Pomezia, è passata avanti la squadra di Colini col gol di De Luca. Vediamo ora come reagirà la banda rosso-blu. Michelangelo
sfida Giapa in fascia, cambio lato su Dudu che sposta e calcia sulla traiettoria Raubo, il guizzo del numero 18 ha pareggiato immediatamente la Fortitudo. La Fortitudo, il gol è del numero 18, è il pistolero Michele! 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 Durato pochissimo il vantaggio del Napoli, nemmeno il tempo di esultare sul destro di Dudu. La zampata del 18. De Luca ha pensato più a difendere l'uomo che non la traiettoria. Ora fallo di Cutrupi su De Luca. È il primo della gara. De Luca, pallone mosso su Salas, Borruto, ancora De Luca, la mette giù, è arrivato anche Capitan Perugino sul parquet del Pallavinium. Salas rischia di perdere Michelangelo Brecca, torna Borruto senza fallo, e allora Salas, siamo già di là, 3 contro 2, Salas, Perugino, trova Moliterno e poi la deviazione di Cutrupi che si fa gol da solo. Torna di nuovo avanti la squadra di Colini. Carambola sfortunata per Cutrupi e la Fortitudo. Cambia ancora il parziale a Pomezia. 1-2 per il Napoli. Autogol di Cutrupi. Ancora a protestare tutta la panchina, Borruto che passa di lì, sembra dire mister ho preso la palla, rivolta ad Angelini chiaramente. Appena avremo l'opportunità andremo a rivedere il contatto, tanto proprio Borruto non riesce a tenere il pallone giocabile. 15:40 da giocare, vediamo Michelangelo che va, rimane qualche dubbio anche se sembra aver ragione il Titi Borruto. Siamo già in campo, Michelangelo la sposta, isolamento per Cutrignelli, arriva Pelesigno, Michelangelo, Cutrignelli, Pelesigno intercetta, ancora rimessa, appena un quarto di tempo giocato. Si era visto subito, c'era stato un inizio che avevo definito elettrico tra le due compagini. Infatti dopo 5 minuti abbiamo già visto 3 gol, tutti nell'arco di un minuto, forse qualcosina in più. Bello buono, palla verso Borruto, litiga col pallone Michelangelo, il campo è finito. Rimessa Napoli. Borruto, Pelesigno, Perugino in banda, impreciso verso De Luca. Allora Dudu può mettere ordine, la vuole Lugero che controlla, prova anche a calciare, bello buono in due tempi. Borruto non riesce ad andare. Cutrignelli attende il pallone che arriva soltanto ora, passeggia mister Colini. Cutrignelli dopo la suolata di Matteus, Michelangelo di là, palla verso Lugero, Lopez che deve fare protezione, non può perderla, riesce a gestirla splendidamente per Moliterno che poi va da Matteus, pallone così e così, riesce a uscire bene la Fortitudo, Lugero, Lopez
spinge la transizione, Lugero fino in fondo, Salas provvidenziale. Ora Lugero, cambio lato, Michelangelo, destro largo. Bello buono, vicino da Salas, Perugino, ancora per Salas. Caruso riesce a servire il capitano che prova ad andare fino in fondo, la tiene giocabile ma per la Fortitudo. Poi Cutrignelli ha qualcosa da dire a Pelesigno. E ha detto anche all'arbitro, l'hai visto? Anche Moliterno a colloquio con il direttore di gara e si becca il cartellino giallo. È il primo ammonito della gara, il capitano della Fortitudo. Pelesigno riesce a controllare, arriva Matteus che gliela porta via, 3 contro 2 di là, Matteus in porta. Tentativo largo, mette ordine bello buono che poi vorrebbe Caruso, palla più lunga per Pelesigno, fronteggiato da Cutrignelli che gliela porta via senza fallo, allora Cutrupi scodellata per Cutrignelli. Palla in out. E la rimessa è per la Fortitudo. Matteus forte con deviazione, sarà angolo per la Fortitudo. (13:35 da giocare). Sembrano essersi un po' calmate le acque a Pomezia. Cutrignelli, palla sopra verso Cutrupi al volo, bello buono, la tiene e la gioca subito su Salas. Sterza il numero 10, Borruto a memoria verso Perugino che ha fatto però un movimento contrario e allora rimessa per la Fortitudo con Moliterno che va subito da Lugero Lopez che riesce a deviarla prima di bello buono. Proprio come contro la L84 ha cercato di far gol di testa sull'asse Moliterno-Lugero la Fortitudo. Non ci è riuscita, allora time out per il Napoli, mini sosta anche per noi. Terminato il minuto di time out richiesto da Colini, vediamo se ha preparato subito una giocata. Bello buono per Salas, palla in out e sembra tutt'altro che contento mister Colini. Michelangelo, cambia lato su Cutrupi, si muove Lugero, cercato, Perugino fa buona guardia e questa volta invece mister Colini molto contento della difesa dei suoi, sembra dire a Salas, vedi, Salas per Borruto, Perugino,
Borruto, terzo uomo, Caruso la tiene sotto la suola, pressato da 2 con un fallo. Il secondo di squadra per la Fortitudo. Borruto l'ha già mossa, Caruso ancora Borruto, Caruso la tiene splendidamente, non riesce poi a passare. Michelangelo, si muove Luggero che prende posizione su Perugino, Cutrupi la forza e Borruto intercetta. Salas d'esterno da Borruto con la punta, murato da Cutrupi. Borruto forte, tanto forte quanto distante dalla porta difesa da Moliterno, che chiama ora un'uscita, vuole la chiusura del centro mister Colini. Michelangelo prende posizione Luggero che arriva prima di Perugino, fa guadagnare metri alla Fortitudo. Matteus ancora reclamano un fischio che non arriva. Luggero Lopez la tiene sotto la suola, poi fallo. Solite rotazioni. Solite rotazioni del quintetto per la palla inattiva per mister Angelini. Sistema la barriera, bello buono, c'è il fischio, Bueno va da Michelangelo. Salas dopo bello buono, poi Borruto lotta con Michelangelo. Cutrupi, Matteus da Luggero Lopez, palla scodellata, si gira il 9, va in porta, arriva Matteus ma colpisce il palo e si porta dietro anche tutta la porta. Occasione lampo per la Fortitudo al minuto 8. Vediamo Matteus, va dentro da Luggero che si gira e calcia verso il secondo palo con i tempi giusti o quasi. Arriva Matteus che prende tutto ma non trova il gol, sarebbe valso il 2-2. Si salva il Napoli che ora può giocare con bello buono Perugino. Borruto nella terra di nessuno. Michelangelo, Matteus, ancora Michelangelo, dentro da Luggero, la tiene sotto la suola, sempre braccato da Perugino, vorrebbero un altro fischio, intanto Michelangelo, isolamento per Matteus, sta arrivando l'aiuto di Cutrupi, cambiolato su Luggero che si appoggia dal 14, che sfida Borruto, palla c'è, palla non c'è, sul sinistro Michelangelo, in angolo bello buono. Matteus da Michelangelo, palo e gol, ha pareggiato la Fortitudo. Contromovimento di Michelangelo e mancino di prima. Dicevo contromovimento e bacio al palo. Torna in parità il risultato a Pomezia. E avete sentito quanto bene gli vuole la gente di Pomezia, che torna a cantare. Borruto, pallone a metà che torna però al 9. Slalom su Michelangelo. Borruto
Palla larga, ma attenzione al numero 9. Molitierno verso Lugero con la testa da Bueno. Pallone lungo. Borruto 1-2 con Perugino, in banda da De Luca. Palla breccata da Michelangelo che serve Bueno che orienta e finta di calciare. Torna De Luca, soltanto rimessa per la Fortitudo. Michelangelo, Cutrupi, palla di ritorno e ricerca del secondo palo, ma c'è Bellobuono a fare buona guardia che poi con le mani va verso De Luca. Pallone che sfila. Cutrignelli da Lugero Lopez, suolato e destro! Ha messo la testa avanti la Fortitudo con un altro sigillo del numero 9. Terzo gol in casa per Lugero Lopez. Abbraccio virtuale ai tifosi. Alla metà del primo tempo è passata avanti la Fortitudo per la prima volta in questa gara col gol del nuovo pivot portoghese giunto a Pomezia, che sta diventando sempre più un fattore. Ora Giapa Duarte rischia un po' e concede soltanto la rimessa, che è quasi un angolo per la Fortitudo. Cutrupi, palla forte dentro con deviazione, Bellobuono è attento, palla poi spazzata via per onor di cronaca. Sono arrivati al palazzetto anche i sostenitori ospiti. Che si sono accomodati nello spicchio a loro riservato. Salas di prima da Borruto che lotta con Cutrignelli, il fallo è del 9. Cutrignelli l'ha già giocata verso Bueno. Cutrupi ancora, Bueno col destro in porta, toglie le ragnatele Lorenzo Bueno. 4-2 per la Fortitudo. Bellobuono non può davvero far nulla sul destro imparabile di Lorenzo Bueno. Pelesigno, Giapa Duarte prova ad andare in banda, palla in out. Bueno da Raubo, poi Dudu, arriva Bueno,
Ancora Dudu. Da Cutrupi. Si torna da Moliterno, l'uomo più lontano è Cutrupi, preferisce andare da Bueno, ora dal numero 16 che porta via la pressione di Salas. Bueno, Cutrupi, Dudu, la tiene la Fortitudo in palleggio, palla lunga verso Bueno che corre anche De Luca che arriva prima, allora bello buono, palla verso Giapa Duarte, arriva Moliterno. Giapa Duarte, dopo rimpallo, palla per Pelesigno che riesce a calciare, poi Dudu la spazza più lontano che può. È rimasto a terra Michelangelo. De Luca chiede calma. Il tempo ce n'è. 8:12 da giocare. Fino alla fine della prima frazione. Giapa Duarte. Sfida Dudu. Poi Salas, Pelesigno a metà. Duarte. Campionato su Pelesigno che litiga un po' col pallone, allora Raubo può andare in pressione, Pelesigno si divincola bene con un fallo anche Salas. De Luca vorrebbe lo scatto di Salas che è tardivo e allora Moliterno lascia sfilare con calma. Pelesigno, De Luca, due tocchi, Giapa Duarte è pronto a tornare in campo Borruto, tanto Giapa Duarte scodella verso Caruso che lamenta una trattenuta non tanto legale. Cutrupi, chiedono due, Raubo la contenta, Cutrupi contro bello buono che gli dice no. Giapa Duarte con l'esterno da De Luca, pallone così e così. Rimessa a favore del Napoli. De Luca, ultimo tocco è il suo. Raubo, Michelangelo, Matteus, poi Gattarelli. I primi minuti per lui oggi. Borruto chiede anche a Pelesigno di salire come per rimanere in isolamento con Michelangelo. Va via Borruto, prova il cambiolato ma arriva pronto Raubo. Pelesigno in banda da De Luca, controllo così e così e palla in out. Michelangelo, contromovimento di Gattarelli che perde il grip, pronto a rialzarsi, esce bene la Fortitudo, non arriva Michelangelo sul pallone servitogli in banda. Pelesigno, De Luca, pallone a metà, buona guardia Michelangelo. Matteus usa le mani Caruso legalmente secondo il direttore di gara. Allora Gattarelli da Raubo, fitta di andare, cambia lato. Michelangelo, terzo uomo e Gattarelli che sfila alle spalle della difesa al volo col destro.
è sempre pronto, bello, buono ad evitare il gol del 5-2. Matteus, Scodella, Michelangelo, palla larga. Borruto, da Caruso, la tiene, palla arriva in qualche modo a Pelesigno, lanciato verso Moliterno, col destro Pelesigno, accorcia le distanze, il Napoli non esulta e poi sì, il gol dell'ex di Pelesigno che rimette a contatto il Napoli. Destro incrociato del numero 2, anche per lui l'aiuto del palo e palla in rete. 5:30 da giocare, 4-3 a Pomezia. Michelangelo prova subito con la centrata, De Luca non lo fa passare, anche bravo a non commettere fallo. Michelangelo rischia sulla pressione di De Luca, poi torna da Moliterno. Matteus in banda, Caruso la sporca, quel tanto che basta per far rimettere bene i suoi. Cutrignelli, Matteus va via sulla banda, Matteus calcia in porta, colpito Pelesigno. Matteus, solita suolata, Michelangelo verso Matteus, palla sul palo. Borruto, Matteus da Raubo, poi Salas a lottare, Raubo anche, Matteus nel traffico, Raubo mette ordine col tacco da Matteus, con calma da Cutrignelli. Michelangelo, Cutrignelli ancora dal 14, step in mezzo contro Pelesigno, contromovimento a deludere il ritorno del 2, poi va in porta, tiro senza deviazione, con le mani dal fondo, bello buono, verso Giapa che controlla sul buco di Matteus, fallo di Giapa Duarte. E allora niente da fare, Michelangelo la sposta, Matteus in aiuto, falloso su Borruto, quarto fallo della Fortitudo. Abbiamo rivisto il blocco ritenuto irregolare da parte del numero 26 rossoblu. Borruto, dove non c'è nessuno. Cutrupi osserva il movimento di Cutrignelli e vorrebbe servirlo, ma sceglie Dudu che sfida Pelesigno. La palla non si muove, allora Matteus, poi ancora Dudu, sterza, Dudu vuole andare in porta, Murato, Matteus deve concludere, Pelesigno rischia di perderla, non c'è il fischio, Borruto continua a lamentarsi, poi Giapa la tiene, Salas, Borruto, Salas con le mani Cutrignelli, ancora niente fischio, poi Pelesigno ottiene rimessa. 3:20 alla pausa, Borruto, Pelesigno la lascia Borruto che finta di andare,
Cutrupi non ci casca, allora Salas, Cutrignelli lotta, fa sul pallone, torna Pelesegno, poi Borruto contro Cutrupi che gliela porta via, scarico, Matteus mette ordine su Dudu, Cutrignelli potrebbe anche puntare, va dal numero 16, rientra, palla a metà, intercettata da Pelesegno che poi corre al cambio, stremato, Bellobuono anche verso la porta, aveva terminato i secondi, scelta così e così da parte del portiere della nazionale. Ora Cutrignelli, è arrivato anche Mentasti, Gabriel pronto ad entrare anche lui sul parquet, Cutrupi col pallone, scambia con Dudu, Cutrignelli la tiene, sta arrivando Cutrupi, Solata, mancino fintato, Dudu prima di Borruto, e allora ancora Fortitudo, Mentasti, scarica su Dudu, Cutrupi, Mentasti a metà con la suola per Cutrupi, Giapa ci mette una pezza, si ferma il possesso e il tempo. Eccolo il numero 5 del Napoli per gli ultimi due del primo tempo, i suoi primi di giornata. Cutrignelli la tiene sulla pressione di Salas, cambiolato su Cutrupi, scavetto per Cutrignelli che arriva sul pallone, non c'è nulla secondo il direttore di gara, si è già rialzato Cutrignelli, Salas va via, niente fischio nemmeno qui, se la ridacchia Salas. Rivediamo, Cutrignelli arriva prima di Bellobuono, il contatto c'è ma per l'arbitro niente, contatto sembra esserci, è chiaro, provo a raccontare quello che ci dicono le immagini e quello che ci dice il campo. La caviglia di Cutrignelli si è piegata, da capire se dopo la presa di Bellobuono o se è arrivato prima il contatto. Fatto sta che il fischio non è arrivato, allora può giocare la Fortitudo. Dudu, Cutrupi verso Cutrignelli, stavolta De Luca mette ordine, toccato duro da Dudu, si passa, Dudu ancora, non si fischia più al palazzetto. Gli arbitri hanno smesso di fischiare da una parte e dall'altra, 1 minuto e 20, non contente entrambe le panchine. Cutrignelli la spara lontano, soltanto rimessa per il Napoli. E può provare ad orchestrare una delle ultime sortite offensive del primo tempo. Borruto, De Luca, Borruto si ferma, scarica su Salas, Gabriel in qualche modo ritorna benissimo Cutrupi, allora Mentasti alleggerisce su Dudu, Cutrupi, Mentasti di prima, rischio su Gabriel, allora Salas, la porta sul mancino, numero 10, prova ad andare Salas che va giù senza fallo anche in questa circostanza, e l'ultimo tocco è anche della Fortitudo. E anche del Napoli, pardon, è rimessa per la Fortitudo. Dudu verso Cutrupi, ma sono scaduti i 4 secondi. Allora inversione di rimessa, ha ottenuto ciò che voleva il Napoli, rimessa in zona offensiva. De Luca in porta con la veloce, palla alta. Dudu, Cutrupi di prima su Cutrignelli che lavora ad esperienza su Borruto. Ancora Cutrignelli, Dudu,
rischia di perdere la Gabriel, lancia Borruto, Borruto contro Molitierno, Borruto prova il tocco sotto, torna Mentasti con i tempi giusti, si spedisce Borruto in angolo con tutto il pallone. Borruto, palla sopra, Salas, controllo Mancino, vorrebbe il destro per calciare, Cutrupi lo sa, palla dentro, breccata da Dudu, poi Mentasti lontano, 15 secondi, bello buono su Gabriel che litiga con Cutrignelli, rimessa Napoli, 5 secondi alla pausa. Borruto, Salas, 2 secondi, Salas si ferma, indica il cronometro, per lui può terminare così il primo tempo, anche per gli arbitri si va a riposo sul risultato di 4-3 in favore della Fortitudo.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per cominciare il secondo tempo tra Fortitudo Pomezia e Napoli. Il primo è terminato con il risultato di 4-3 in favore dei padroni di casa, che anche quest'oggi hanno saputo reagire ad una iniziale condizione e situazione di svantaggio. Al gol di De Luca ha risposto subito Raubo, poi l'infortunio, sportivamente parlando, di Cutrupi, che si è fatto gol da solo, molto sfortunato dopo la parata di Moliterno. È arrivato poi il 2-2 di Michelangelo, di lì in poi più Fortitudo rispetto al Napoli e quindi doppio vantaggio seppur momentaneo, con le reti di Ruggero Lopez e la bellissima rete di Lorenzo Bueno, e poi il gol dell'ex di giornata Pelesigno per stampare il risultato sul 4-3 finale. Vediamo ora se la pausa avrà fatto più bene al Napoli o alla Fortitudo. Fortitudo che, dato puramente statistico, nella sua avventura e storia in Serie A non ha mai battuto il Napoli. Questo è il quinto confronto. Solo una volta qui al Pala Lavinium è uscita, diciamo, riuscendo a rubare non è il termine adatto, a raccogliere un punto nel 4-4 dello scorso anno. Per il resto soltanto sconfitte contro i partenopei, una qui e due al Pala Iacazzi. È tornato anche il Napoli. Allora vediamo quali saranno i due quintetti che daranno vita e il via alla seconda frazione di Fortitudo Pomezia Napoli. Per il rosso-blu Moliterno, Cutrignelli, Michelangelo, Lorenzo Bueno e Ruggero Lopez a completare il quintetto. Dall'altra parte mister Colini sceglie bello buono, Capitan Perugino, Pelesigno, De Luca e il Titi Borruto. Pelesigno sul pallone, manca qualcosa per poter dare il via alla ripresa. C'è l'ok, arriva ora il fischio, la muove Pelesigno. È iniziato il secondo tempo di Fortitudo Pomezia Napoli. Borruto verso Perugino che prova ad autolanciarsi. Cutrignelli fa buona guardia. Bueno, si muove Ruggero Lopez, controllo con l'esterno del mancino. Perugino in figura, la manda in angolo. Cutrignelli, palla alta, Michelangelo, stop, controllo il mancino. Si distende bello buono.
Cutrignelli, Bueno, prova a tornare al 17, controllo splendido, poi Michelangelo tra due, ottiene rimessa. Cutrignelli, Bueno, Michelangelo, Cutrignelli, Bueno, vorrebbe Lugero Lopez, poi cambia lato ancora sul 14, chiama il taglio a Bueno che arriva ora, libera la strada a Cutrignelli col destro verso la porta, murato da Borruto, ancora Fortitudo, Michelangelo, Lugero prova il volo, poi Cutrignelli colpisce in pieno il 9. Rimessa per il Napoli, De Luca, Perugino, Borruto, riesce ad andare via con l'esterno, pallone pigro verso De Luca, allora Bueno per Michelangelo che prova a tornare dentro, poi De Luca rimedia e la mette in out. Qualcosa da ridire Michelangelo. Le spiegazioni del direttore di gara, anche una risposta soltanto facciale, con la mimica facciale alla panchina contro il movimento di Lugero, visto e servito ora. La tiene Lugero, palla per Bueno, tutt'altro che preciso come nell'occasione del gol. Pallone lontanissimo da Bello Buono che l'ha già mossa per De Luca, poi Borruto, Perugino prova a sfuggire a Lugero in banda, Perugino riesce a passare, si appoggia, De Luca con la punta murato da Bueno, l'ultimo tocco è anche il suo, si ripartirà con una rimessa per Moliterno. Palla lunga su Lugero, gli sbatte un po' addosso ma arriva comunque a Bueno, ancora dal 9, la tiene sotto la suola, arriva Michelangelo, altra assistenza perfetta di Lugero Lopez e conclusione alle stelle anche da parte di Michelangelo. Bello Buono verso Borruto, Michelangelo non si intende con Moliterno, allora angolo per il Napoli. De Luca, palla sopra verso Borruto che riesce a tenerla in campo, anzi no. Rimessa laterale in favore della Fortitudo. Michelangelo su Moliterno. Palla lunga su Lugero Lopez. Stavolta non la tiene. Allora Perugino prontamente gliela sporca. De Luca, Pelesigno, finta di ritorno e poi palla da Perugino. Michelangelo in qualche modo lotta, il fallo è di Perugino, il primo della ripresa. Vediamo, è riuscito a sgusciare via Michelangelo, poi è anche arrivato primo sul pallone, colpito al volto involontariamente sicuramente da parte di Perugino, però c'è bisogno dello staff medico in campo.
parlottano mister Angelini e Raubo. Probabilmente le indicazioni del mister sono sulla giocata da eseguire. Matteus sul punto di battuta, va direttamente in porta, colpito Ruggero. De Luca, palla nello spazio, ma il Napoli è tutto in uno spazio ristretto, nessuno che allunga, allora palla alla Fortitudo. Cutrupi, Bueno, Cutrignelli, Perugino prima di Ruggero, ma con un fallo, anche con un fallo, il numero 9, uno per parte. De Luca, Borruto, sfida Ruggero, cambio lato su Perugino, Cutrupi, poi Salas al volo, trova ancora Cutrupi, sarà rimessa per il Napoli. De Luca chiama la giocata, De Luca da Borruto che colpisce Perugino, allora Bueno può sgasare, di là sta arrivando Cutrupi, servito Cutrupi, bello Buono, compie un miracolo con la mano sinistra, chiude la porta in faccia a Cutrupi. Che parata di Yuri Bello Buono. Rivediamo, ottimo lavoro di Bueno, lucidissimo a servir Cutrupi a botta sicura, intervento prodigioso del portiere partenopeo, che tiene il risultato sul 4-3. Cutrignelli sbaglia la rimessa, allora Caruso può ripartire, cambiolato a memoria da Salas che va via a Cutrupi, palla forte dentro, ancora Cutrupi sulla seconda palla, poi Perugino la fa sua, mette ordine giocandola su Borruto, sfidato Ruggero Lopez, la palla non passa. Bello Buono, Perugino di prima, Cutrupi la fa sua, può sfidare Cutrignelli, Lopez a due tocchi, servito ancora il 9 che potrebbe anche calciare verso la porta, Borruto lo mura, la palla rimane la sua, scarica e va, trattenuto, non c'è nulla secondo i direttori di gara, Borruto non la pensa così, Cutrupi di là col mancino, Bello Buono in due tempi, Borruto adesso è da solo, chiama la pressione mister Angelini, Salas con lo sguardo e col pallone da Borruto nello stretto, prova ad andare Borruto, Caruso prova a tornare dal 9, Cutrignelli fa buona guardia, da una grossa mano a Matteus, Molitierno lungo verso Cutrignelli al volo, ha provato il cosiddetto gol della domenica, la coordinazione era tutta giusta, è mancato l'impatto col pallone. Giapa Duarte, lunga verso Caruso, anticipato da Matteus. Giapa Duarte, ancora Matteus prima di Caruso. Molitierno con le mani. Il primo quarto di ripresa è andato via. Raubo, Matteus cerca Cutrupi, pallone imprendibile perché finisce diretto in tribuna.
Borruto, viene incontro Giapa Duarte, ancora dal 9, poi Salas nello spazio, Matteus è al posto giusto, palla ancora giocabile per Salas, Giapa incontro, vorrebbe un fallo Salas, non c'è il fischio. Salas di là da Giapa Duarte che la sposta, la tiene ancora col destro il numero 28, poi Salas prova ad andare da solo il numero 10, Salas sterza, chiuso da Matteus che va lontano ottenendo anche un fallo. Chiede scusa Salas, scuse accettate. Michelangelo, Cutrupi riesce a passare, Matteus 3 contro 2, Cutrupi fino in fondo, ancora bello buono in figura stavolta. Sta salendo in cattedra il numero 12 del Napoli. Ora Giapa sulla pressione di Raubo, gioca con bello buono che va a lungo dove blocca Molitierno, poi Raubo, la tiene Raubo, riesce a giocarla su Michelangelo in qualche modo, la palla passa a Raubo, doppia suolata, la palla di là per Cutrupi, all'incrocio Cutrupi, 5-3 per la Fortitudo. Dopo il maxi lavoro di Raubo, palla c'è, palla non c'è, scarico su Cutrupi, mancino violento sotto la traversa e 5-3 Fortitudo. Caruso chiuso da Matteus. Caruso col tacco verso Pelesigno, c'è Raubo, Matteus. Raubo sempre a lavorarla con la suola, poi Cutrupi, sterza su Salas. Matteus, Caruso, palla a metà, Salas in area, controlla ma non riesce a calciare. Raubo torna forse troppo dietro col controllo, allora Matteus è costretto a buttarla via. Bello buono la mossa su Giapa Duarte. Salas col velo, Caruso a far protezione, riesce poi a tornare da Salas che ottiene il massimo in quella porzione di campo, ovvero rimessa. Salas, Pelesigno, Giapa prova ad andare, messo giù da Cutrignelli, non con un fallo secondo il direttore di gara. Molitierno, lungo, Salas prima di Cutrupi, poi Cutrignelli mette giù Salas, ancora niente fischio. Giapa Duarte, movimento di Caruso non servito e poi Cutrupi prova in qualche modo a far ripartire i suoi. Raubo litiga col pallone, l'ha già ripreso il Napoli. Salas, siamo già di là. Giapa, controllo e mancino, Murato. Giapa verso Caruso, palla torna a Pelesigno, sterza su Cutrignelli, c'è il fallo del numero 17. Molitierno verso Cutrupi che non può arrivare
ma comunque cenno d'intesa col suo portiere. Bello buono, Caruso appoggia Giapa, ancora Caruso a far salire anche Salas, contromovimento del 18, Salas prova ad andare da solo, passa in mezzo a 3, Salas, Giapa, Duarte in area, palla lì, Caruso la mette in porta. Il Napoli ogni volta che si affaccia riesce a fare gol. Umberto Caruso e Napoli di nuovo a -1. Prima il palo di Giapa Duarte, poi ancora la deviazione sfortunata di un giocatore della Fortitudo con la testa. Matteus accomoda Caruso che a porta vuota deve solo mettere dentro. 5-4 e adesso per gli ultimi 11 di gara ci aspettiamo tutta un'altra partita, perché subentra anche un po' di fattore psicologico, perché questa partita è importantissima per la Fortitudo. Borruto, gran lavoro, non riesce a calciare, Cutrignelli lo mette giù, anche ammonito Nicola Cutrignelli. Salas è tutt'altro che contento della decisione del direttore di gara, perché il pallone sembra essere posizionato un po' più indietro rispetto a dove è avvenuto il fallo, anche con linea colloquio con l'arbitro al crono. Salas, se abbiamo capito bene, al labiale non era proprio felice. Ecco il fischio, Salas forte dopo il tocco di Moliterno, sarà angolo per il Napoli. Giapa Duarte, c'è il taglio di De Luca, Dudu in figura, Borruto, De Luca, ancora Borruto col piazzato, colpito Matteus. Borruto la muove su Salas, arriva De Luca che poi va via, la palla lasciata a Borruto che riesce a passare e con la punta va in porta. Moliterno l'ha già giocata, palla in out di là, bello buono deve fermarsi, è rimasto a terra Michelangelo. Sembra essere molto dolorante, vediamo lo sguardo di Dudu verso la panchina. Salas va a sincerarsi delle condizioni del portoghese.
Tanto dolorante. Michelangelo lascia il terreno di gioco, applaudito da tutto il palazzetto. Il possesso è comunque del Napoli, 10:37 da giocare, manca una vita. De Luca, Salas, De Luca, Salas prova ad andare, palla a metà, Bueno allora prova a cambiare rotta, Dudu in porta. Servono ancora le mani di Bello Buono a dire no alla Fortitudo. Con la testa Cutrignelli, facile per Bello Buono. Ora Salas prova ad andare via, fallo di Cutrignelli, quarto fallo per la Fortitudo. Borruto ondeggia e va via. De Luca rimane seduto a guardare l'operato dei direttori di gara. Borruto, perché ha subito un colpo a palla lontana, il fischio non è arrivato. La palla ora ce l'ha la Fortitudo però. Cutrupi, Cutrignelli, Dudu, cambio lato, Pelesigno non riesce ad arrivare, allora Cutrignelli la lavora, intercetta Pelesigno. Cutrupi, Dudu, Molitierno e poi Cutrignelli. Palla lunga, Molitierno la può bloccare con le mani, l'ha mossa già per Cutrupi. Siamo entrati nella seconda metà della ripresa. Dudu prova a sgasare da solo, servito Cutrignelli che si appoggia da Bueno, cambio lato su Cutrupi che sfida Salas, rientra sul mancino, Cutrupi fino in fondo con deviazione, trova angolo. Dudu, palla fuori, riparte Borruto in qualche modo, Borruto torna Dudu, ancora niente fallo, allora Dudu, cambio lato, Cutrignelli, sterza, Cutrignelli in porta, scheggiato il palo. De Luca, Cutrignelli arriva prima, prova ad andare, poi Pelesigno via. Rivediamo, era rimasta a terra Perugino prima di Ruggero. Oltre 17 da giocare, Molitierno con le mani da Cutrignelli. Ancora un time out per parte nella ripresa. Ruggero Lopez prima di Perugino, la palla si impenna, arriva Cutrupi, controllo delizioso, poi scavetto che gli rimane forse in canna e Bello Buono blocca agevolmente. Cutrignelli verso Ruggero, arriva Bello Buono che la chiama, la fa sua. Bello Buono col destro, più lontano che può, più per non sbagliare che per far bene, che comunque molto spesso le due cose coincidono. Ora Ruggero prova a calciare, murato da Perugino.
Cutrignelli, palla fuori, Bueno col destro in porta, pallone di poco alto. Arriva ora la richiesta di timeout a 7:40 esatti, timeout di mister Colini, e chissà che non abbia già preparato portiere in movimento, lo scopriremo tra poco. Mini break anche per noi. Si torna a giocare, 7:40, ancora bello buono tra i pali, quindi troppo presto forse per Colini per ricorrere al power play. Salas, cambio lato su Giapa Duarte. Salas col brivido in mezzo a due, non perde la lucidità e nemmeno il pallone. De Luca, Salas poi Borruto, De Luca a memoria, Cutrupi prima, Cutrignelli poi, pallone in out. Eccolo il power play di mister Colini. Sei secondi da recuperare come indica l'arbitro al crono. De Luca, Salas, Giapa Duarte, power play ora per il Napoli. De Luca, c'è Caruso con la maglia di Bello Buono, fischi del Palavinium ad accompagnare il quinto di movimento del Napoli. Giapa troppo alto verso Caruso. Molitierno verso Cutrupi che la riesce a tenere, palla per Cutrignelli, contro Bello Buono, spreca il gol del 6-4 Nicola Cutrignelli. Napoli ancora vivo, lottare fino alla fine gli chiede il settore ospiti. Giapa Duarte si appoggia su Salas, poi Borruto, incontro Giapa e De Luca. Borruto soltanto col corpo per far muovere Matteus, poi Giapa in mezzo a due, prova ad andare via Cutrignelli, nessun contatto, pallone che sfila, lo rivediamo, il pallone è andato via, si tirano un po' tutti e due, ne esce una rimessa già giocata da Molitierno. Cutrupi, Matteus, Dudu, Matteus, c'è Cutrignelli vicino, non si può giocare con Molitierno, allora cambio lato su Cutrupi, arriva Dudu, suolata dentro al campo, si gira nello stretto, lo lascia lì Matteus con calma, arriva ora la pressione del Napoli, errore di Cutrignelli, allora di nuovo portiere di movimento per gli uomini di Colini.
Salas, Caruso. Salas chiede ampiezza ai suoi, arriva De Luca, poi Caruso, pressato da Matteus, deve uscire su De Luca. Con calma il Napoli. Borruto, Giapa, palla dentro per De Luca, Cutrupi arriva prima. Rimane a terra Cutrupi, che ha chiuso su De Luca, che forse poi lo ha anche colpito nel proseguire il movimento per calciare. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto della ripresa, quindi gli ultimi 5 minuti di gara. Asciugato il parquet, si torna a giocare e tornano anche i mugugni del Pallalavinium. Salas, Borruto con l'esterno in qualche modo, Matteus colpisce De Luca, la porta è vuota, Molitierno con le mani verso Cutrupi, pallone troppo lungo, torna bello buono soltanto per la rimessa perché la Fortitudo è in attesa nella propria metà campo. Borruto, Salas, palla ferma, chiede movimento a Borruto, Caruso a metà, con calma da Salas, esce Borruto, si abbassa Giapa, forte verso il secondo palo dove non c'è nessuno, allarga le braccia Colini. Matteus, Cutrignelli, palla lunga, Borruto, controlla e calcia, vola Molitierno ma non serve toccare questo pallone, piccolo brivido per la Fortitudo. Molitierno ora con le mani, palla verso Dudu che la voleva addosso. Salas sposta, potrebbe anche calciare. Michelangelo in aiuto a Cutrupi, riesce a mandarla in angolo. 3:47 da giocare. Salas. Giapa, Salas ancora verso Giapa che la protegge e poi va da Salas, cambio lato, De Luca, un po' in ritardo la Fortitudo, Caruso protegge, riesce a passare su Matteus, ultimo tocco di Matteus, angolo per il Napoli. Caruso, De Luca gli chiede un movimento ad uscire, Borruto, De Luca rimane in mezzo, crea lo spazio a Salas che va in porta, Salas col mancino, la riagguanta il Napoli, ha pareggiato il Ciolo Salas, 5-5. Chirurgico col mancino. E ora time out obbligato per mister Angelini. A 3:12
dal traguardo e ora cantano i sostenitori ospiti. Portiere di movimento ora per i padroni di casa, mister Angelini. Si gioca tutte le sue carte. Probabilmente. E mi sento di togliere probabilmente. Non si accontenta del punto che questo 5-5 potrebbe valere. Dudu. Bueno. Dudu, Mateus, in attesa il Napoli. Dudu, Mateus, ancora Mateus, Michelangelo, sempre dal 26, esce Raubo, Mateus per Dudu. Riguadagna metri la Fortitudo, Bueno. Mateus, Bueno. Cambio lato di Bueno su Michelangelo, pallone a metà, Bueno col tacco fuori. Salas prova ad andare in porta. Pallone largo. Ha cercato il gol del controsorpasso il Ciolo Salas. Dudu. Palla verso Raubo, la tiene sotto la suola, palla per Bueno, palo esterno a centimetri dal nuovo vantaggio la Fortitudo col mancino di Bueno. Bello buono verso Giapa che la tiene in campo. Rimessa per la Fortitudo, Giapa indirizza la pressione, arriva De Luca in ausilio, eccolo su Bueno che entra dentro al campo, scarica su Dudu, Raubo, l'indicazione arriva anche poi da mister Colini, Bueno prova il cambio lato, non ottiene nulla. Power play per il Napoli. 1:46 al termine. De Luca. Salas e poi Borruto. Ancora a giocare a muro con Salas. Chiama la giocata Salas che tiene fermo il pallone, lo muove ora De Luca, 1:20. Controllo e scarico, Giapa forte verso il secondo palo, deviazione di Mateus. Ancora avanti il Napoli. Borruto forte, Moliterno ci mette le mani. (1:09 al termine). Salas dice calma a Colini che invece vorrebbe più rapidità. De Luca c'è già appostato sul secondo palo, Salas con calma, gira con Borruto. De Luca ancora con Salas, sembra aspettare l'occasione il Napoli. 1:09 al termine. Salas prende metri ora. 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 1:09 al termine. Salas pr
De Luca, ancora Salas, chiama ora il giro, un silenzio che fa rumore al Palalavinium. Duarte, De Luca, Salas, 23 secondi alla fine, De Luca, Caruso, ancora De Luca, pallone così e così. Salas con un'occhiataccia, 14 secondi, eccola la giocata che può chiudere la gara. De Luca, ancora, Salas, viene dentro De Luca. Borruto, da Salas, 2 secondi, palla alta. Finisce il tempo, finisce la gara, titoli di coda. Pareggia ancora la Fortitudo che impatta sul Napoli al Palalavinium, finisce 5-5, un'altalena di emozioni, prima avanti poi sotto, poi in parità 5-5 tra Fortitudo e Napoli. Grazie a chi ci ha seguito dall'inizio o soltanto a gara in corso, grazie a chi come sempre ci permette di andare in onda e lavora per noi e per questo sport. Un saluto da me, Lorenzo Savi, alla prossima.